È presente alla mostra anche la signora Maura Mosena, presidente dell'Associazione Culturale Iris, un'associazione fondamentale per il comune di Marcon che da molti anni produce cultura e non solo. Questa mostra abbiamo voluto dedicarla a Odino Guarnieri, che ha esposto per noi e con noi nel 2008. In quell'occasione è stato prodotto sia un catalogo delle opere che una DVD contenente un'intervista all'artista. L'abbiamo pubblicato su Facebook in questa occasione come ulteriore omaggio, in modo che l'apporto culturale che ha dato a noi possa essere divulgato e diffuso ad altri. Ad una mostra così prestigiosa che commemora l'opera del maestro Odino Guarnieri non potevano mancare giustamente le istituzioni. Abbiamo qui con noi Gianpietro Puleo, assessore alla cultura di Marcon. Il ringraziamento va a tutte le persone che hanno lavorato per l'allestimento di questa mostra, che è un doveroso omaggio all'autore che insomma è scomparso qualche mese fa. È un gradito ritorno questo di Guarnieri a Marcon, che aveva già esposto nel passato, e sicuramente questa mostra resterà poi anche nel futuro nella memoria di tutti i visitatori del nostro centro culturale. Non ha voluto mancare neanche Andrea Lucchetta, titolare della Galleria L di Preganziol, presso la quale il maestro Guarnieri ha esposto più volte, riscuotendo grande successo di pubblico e di critica. È con molto piacere che sono presente alla mostra del maestro Odino Guarnieri e rivedere le opere che ho ospitato presso la mia galleria. Odino Guarnieri è certamente uno dei più importanti artisti del panorama pittorico italiano ed internazionale. E per averne la conferma basta leggere la sua poderosa biografia. Durante la sua attività egli è stato vicino ai maestri come Cadorin, Cesetti, Pedrocco, Vedova, Fontana, Crippa, Dova, Scanavino e molti altri, nonché partecipe di maggiori centri di riflessione artistica dell'ultimo cinquantennio dell'arte del Novecento. Queste iniziative e queste frequentazioni hanno contribuito ad arricchire l'arte di Guarnieri, tanto che egli stesso la definisce una sorta di percorso educativo funzionale per il suo agire. Il suo fare artistico si fonda sulla necessità di dar sfogo alle proprie emozioni, ai propri sentimenti più profondi e nel tentativo di liberarsi dalle brutture della vita per giungere così al bene supremo. Per sviluppare la propria realtà interiore, afferma Guarnieri, egli non ha esitato a servirsi delle più svariate tecniche pittoriche, quali ad esempio la vigorosa gestualità espressionistica o le riflessioni intellettuali dello spazialismo. Le sue opere partono perciò da un'intensa pennellata di colore sul supporto bianco, sulla quale si costruiscono, con mediata e magistrale armonia, discorde delle cose, riflessioni emotive ed intellettuali, analisi sociali e disagi, espressi talvolta con forte irruenza e rotture formali. Ma da questi miasmi pigmentosi, così pregni, si intravede sempre una via d'uscita. Il bianco col suo respiro ci induce alla speranza. È presente in mostra anche il figlio del maestro Guarnieri. La pittura era tutto per lui, era tutta la sua vita. Lui se non disegnava, se pitturava, non si sentiva sicuro, non si sentiva al mondo presente per niente. E dunque per me questo è un ringraziamento che vi do veramente di cuore, perché è stata una cosa eccezionale e un grazie ancora di tutto. Grazie. Presente all'inaugurazione della mostra di Odino Guarnieri abbiamo anche Luigi Faraon, presidente dell'Associazione Culturale La Fornace. Sì, direi che questa mostra è veramente eccezionale. Sarebbe estremamente interessante che anche le istituzioni, queste istituzioni intendo in senso lato, non solo quelle locali ma anche della provincia, del comune di Venezia, che venissero veramente a dare uno sguardo a questa mostra. È una mostra eccezionale, un artista che credo che tutto il mondo ci abbia invidiato, e spero che il pubblico riesca veramente a capire che è stato un grande. Che cosa si augura in merito a questo artista per il futuro? Mi auguro che altre gallerie del Veneziano e del Trevigiano, come ha fatto l'L di Preganziol, possano continuare a dare spazio a tutti quegli artisti che hanno saputo manifestare un così alto valore artistico e culturale.